macchinazione, c'è una politica scarsa. Grazie. Non c'è un po' la macchinazione, c'è una politica scarsa. Grazie. Non c'è un po' la macchinazione, c'è una politica scarsa. Grazie. Non c'è un po' la macchinazione, c'è una politica scarsa. Grazie. Non c'è un po' la macchinazione, c'è una politica scarsa. Grazie. Non c'è un po' la macchinazione, c'è una politica scarsa. Grazie. Non c'è un po' la macchinazione, c'è una politica scarsa. Grazie. C'è una politica scarsa. Grazie. Cari amici a casa, benvenuti ad un'altra puntata di Insieme delle Persone. Come sapete, siamo qui in diretta, sono le 21:01, siamo partiti con un minuto di ritardo dagli studi qui di Canale Italia sul canale nazionale 134. Oggi, come sapete, mercoledì 30 marzo avete la possibilità di seguire questo nostro talk show in diretta nazionale. Tutto il resto del mondo, oltre l'Italia, ovviamente abbiamo Facebook e YouTube, perché avete la possibilità di guardare esattamente quello che succede qui negli studi con uno sfasamento di 5-10 secondi. Come? Andando sulla pagina Insieme Idee e Persone TV di Facebook. Ecco qua, grazie alla regia. Basta andare sulla pagina, mettere mi piace, magari possibilmente, basta andare giù con lo scroll e comparirà, guarda la diretta, andate, cliccate sopra e avrete la possibilità di non solo di guardare la diretta esattamente quello che succede qua, ma anche di rilasciare dei commenti. A questi commenti
ovviamente poi c'è anche la possibilità, ricordiamo, di andare su YouTube, se uno non ha la possibilità o non ha Facebook, ai commenti risponderà la nostra Stefania, che è qui con noi ancora una volta, eccola qui inquadrata in diretta anche lei. Quindi se avete piacere di fare qualche commento, fatelo, perché lo 049 63 11 11 è un telefono ormai che a quest'ora diventa una linea hot. Ci sono moltissime persone che vogliono chiamare, non abbiamo la possibilità tecnica di dare spazio a tutti, quindi se non riuscite a prendere la linea fate un commento, noi lo leggiamo comunque e lo valutiamo sicuramente. I più pertinenti verranno letti da Stefania. Il mondo va avanti, purtroppo la guerra sfruttata da una parte o dall'altra a proprio vantaggio, la verità purtroppo è una cosa, come sapete, in un conflitto difficile da identificare, però comunque i problemi dell'Italia rimangono, il governo scricchiola, poi vedremo anche un contributo video che abbiamo raccolto di una testimonianza, una forma di protesta nei confronti del Presidente Draghi. Questi ed altri aspetti li voglio condividere con voi, con i nostri ospiti che vado subito a presentarli. Allora, abbiamo qui con noi il dottor Riccardo Zumski, benvenuto, bentornato. Buonasera a tutti. Medico, ovviamente. Abbiamo ancora Stefano Puzzer dell'associazione La Gente Come Noi. Buonasera a tutti. Bentornato. Riccardo Rocchesso, presidente 100 Giorni da Leoni. Buonasera a tutti. Abbiamo poi Paolo Sceusa, giurista. Buonasera. Buonasera. E da ultimo, ma non per ultimo, Roberto Agirno, Associazione Soccorso Veneto. Ciao a tutti e bentrovati. Benissimo, ecco, allora rimanete con noi ancora qualche secondo, ricordatevi, diretta Facebook, è partita proprio quasi in contemporanea, sigla e poi subito il nostro talk show insieme alle persone. C'è un po' la macchinazione, c'è una politica spazio. Eccoci di nuovo in diretta, ripetiamo 21.05. Allora, prima di entrare un po' nel vivo, Roberto, diciamo, facciamo un po' il quadro della situazione. È passata un'altra settimana, ormai i giornali titolano a prima pagina, il primo articolo del State Online, sempre il problema guerra, Putin sì, Putin no, eccetera, eccetera, però qualcuno si è dimenticato che i problemi dell'Italia sono rimasti gli stessi, anzi semmai non risolti, ancora più gravi. Il solito governo, il gioco delle tre carte, raccontano una cosa, la realtà è clamorosamente un'altra. Ci stanno raccontando come un pesce d'aprile che dal 1° di aprile non c'è più lo stato di emergenza, quindi siamo tutti quanti liberi. In realtà, se poi andiamo a analizzare effettivamente quali sono le restrizioni, tantissime restrizioni sono rimaste uguali. Ci sono situazioni anacronistiche e illogiche che continuano a perdurare nel tempo e a limitare la libertà oggettiva e costituzionalmente prevista da parte dei cittadini italiani. È un governo che continua a fare acqua da tutte quante le parti, anzi bombe, perché sta anche esportando bombe, e abbiamo un Presidente del Consiglio che è costantemente dove va, quando ha il coraggio di scendere in strada è contestato, però evidentemente nessuno ha il coraggio di buttarlo giù. Sembra abbastanza anacronistico e ridicolo come si sta comportando il Movimento 5 Stelle, che dice non vogliamo mandare armi, però voglio vedere se effettivamente voteranno la sfiducia, se effettivamente il partito che teoricamente ha la maggioranza di parlamentari dovesse votare contro, voglio vedere cosa succede. Ma sono pronto a fare una scommessa, siamo su base nazionale e anche se le scommesse non voglio farle, diciamo che 1 centesimo con ogni persona lo scommetto che i 5 Stelle non faranno assolutamente niente e il governo andrà avanti perché tanto la Carega è bellissima, porta Skei. Poi del resto settembre dicono che è il mese importante perché per prendere la rendita, la pensione per sì, figurati se
rischiano di mettere a repentaglio gli emolumenti che noi italiani gli stiamo pagando. Cioè, purtroppo lo dico tutte le volte, sembra un menagramo, l'Italia è un paese fallito, è tenuto su con artifizi e raggiri, e se un avvocato mi stesse ascoltando sa perfettamente che artifizi e raggiri vogliono dire truffe. L'Italia è tenuta su con una truffa giuridica, una truffa economica, probabilmente l'Italia non fallirà mai sulla carta, ma tecnicamente è già un paese fallito. Quindi stiamo a vedere cosa succede da qui ai prossimi giorni, però se andiamo a analizzare, e tornando al discorso dello stato di emergenza, se andiamo a analizzare i dati di fatto oggettivi e andiamo a verificare quelle che sono le costrizioni e le restrizioni che ci sono a tutt'oggi e che perdureranno ancora, vediamo che alla fine delle fiere rasentiamo il ridicolo. Se fosse una trasmissione diversa sarebbe scherzi a parte, ma gli scherzi sono brutti e a parte gli scherzi non va bene così. Qui direi che, permettimi la battuta Roberto, c'è poco da scherzare. Assolutamente. Però io ho una sorpresa per te. Prego la regia di mandare in onda la foto. Abbiamo una sola foto per te Roberto, la voglio dedicare perché qua, ecco, ci sono istruzioni per l'uso. Quindi alla fine... questa è esattamente la classica cosa dalla quale si evince l'assurdità dello Stato. Ristoranti e bar al chiuso avranno bisogno del Green Pass di base, ok? Per i turisti stranieri non servirà assolutamente niente. Avete presente le barzellette? Gesè, un crucco, un americano e un italiano, no? Sì. Ora, tu prendi il crucco e l'americano, entrano nel ristorante tranquillo, sanno che devono pagare. Ah, c'è anche un ucraino, spero mi ero dimenticato. L'ucraino entra al ristorante e sa che probabilmente avrà 300 euro di diaria mensile il maggiorenne, 150 il minorenne, avrà i biglietti gratis per poter viaggiare nei mezzi pubblici e oltre a questo probabilmente, se è anche un medico, avrà il lavoro assicurato dalla settimana prossima. Quindi l'americano e il tedesco entrano al ristorante senza Green Pass e sanno che pagheranno. L'ucraino, con tutto quanto quello che può esserci dietro, sa che entra perché avrà di che pagare e probabilmente non sarà neanche vaccinato, perché in Ucraina c'era un tasso di vaccinazione pari allo 0,16%, quindi stiamo parlando del nulla cosmico, mentre magari c'è l'italiano che è un povero sfigato, che ha deciso in piena libertà di non sierarsi, entrerà al ristorante per chiedere magari la carità, perché magari è da 2 o 3 mesi che è sospeso dal lavoro, non ha di che portare a casa un piatto di minestra e magari il ristoratore lo taccerà di essere un untore e lo manderà fuori dalle scatole. Quindi questa è l'Italia. Gli stranieri entrano al ristorante, vanno a mangiare, l'italiano sospeso dal lavoro eccetera eccetera si ritroverà tranquillamente a dover essere mandato fuori dal locale e dire arrivederci e grazie a quella che può essere una vita in un paese che di democratico ormai non ha più nulla. Ecco, perché poi fra l'altro per esempio abbiamo messo un post noi come redazione su Insieme alle Persone TV, sui social, dicendo proprio questo ieri, cioè il ministro Speranza dice che bisogna fare un'azione di coordinamento per quanto riguarda la 4ª dose con gli altri paesi europei. Però lei, te Agirmo, che so che Roberto, che so che sei uno che studia, che ti informa, hai visto anche il lavoro che fai, spieghiamo a Speranza che evidentemente a livello europeo ci sono certi paesi che non hanno mai adottato il Green Pass o addirittura che l'hanno eliminato totalmente, quindi ecco, vogliamo dare qualche informazione in più al nostro ministro? Allora, io lavoro nel mondo del turismo e quindi i contatti obbligatori con la gestione pandemica che c'è stata nel resto d'Europa e nel resto del mondo è consuetudine giornaliera per me. Per quasi un anno è stato un disastro perché non potevamo mandare fuori dall'Italia nessuno perché noi eravamo considerati lo Stato untore, anche se arriva il problema dalla Cina, e noi eravamo considerati il bubbone cosmico a livello europeo. A tutt'oggi è ancora così più o meno, nel senso c'è stata molta più libertà di movimento sicuramente, ovviamente legata a coloro i quali sono vaccinati o hanno la terza dose o hanno la doppia dose più il Covid fatto, ma oggettivamente nel resto d'Europa non funziona così. Ora, faccio un esempio: Canarie, che sono Spagna fino a prova contraria, ma alle Canarie c'è stato un atteggiamento nei confronti del Covid assolutamente liscio, nel senso che c'è stato per un breve periodo l'obbligo di mascherina, mai di vaccinazione, l'obbligo di mascherina all'interno delle strutture, mai all'esterno, e comunque è stato un obbligo all'acqua di rose. Stiamo parlando di... Allora, se noi guardiamo quello che dice la televisione, ci siamo trovati di fronte a dei paesi
tipo la Francia che sembrava che fosse costrittiva, l'Austria lo stesso. Poi in realtà andando fisicamente in quei paesi, e io per motivi di lavoro ho girato l'Europa, ragazzi, un discorso è quello che si dice, è quello che racconta la televisione, un discorso è come si vive la realtà delle cose negli altri paesi. Stiamo parlando di situazioni completamente difformi rispetto a quello che i media ci hanno raccontato. Poi è ovvio che ci sono state anche delle restrizioni negli altri paesi, ma sono durate il tempo della vera emergenza. Oggi, se fossimo ancora in emergenza, io credo che i sacchi neri dovrebbero essere di fronte a casa di tutti. No, fra l'altro, appunto, mi ha veramente fatto riflettere, Roberto, questa cosa di Speranza che dice proprio una comunicazione ufficiale: devo coordinarmi con gli altri paesi europei per la quarta dose. Ma qualcuno, vabbè, ci abbiamo provato noi a dire guarda che in certi paesi non c'è neanche l'emergenza Covid, è finita da parecchio. Allora, prima di entrare nel vivo, ricordiamo, ecco, lanciamo l'ultima telefonata. Ecco, mi vedo che qua che ci è arrivata una telefonata. Ecco, prego chi risponde al telefono, per dare spazio a tutti, 20-30 secondi massimo, cerchiamo di essere brevi. Pronto, chi parla? Carissimo direttore, sono Sebastiano Driapano. Buonasera Sebastiano. Buonasera a lei. Io volevo sapere com'è possibile che il governo Draghi dice i professori possono entrare a lavorare perché non gli possono togliere più lo stipendio, però non possono insegnare. Dove li mettiamo a questi insegnanti? Li mettiamo dove? A fare i bidelli? Non so dove li vuole mettere Draghi, c'è sempre una confusione. Poi abbiamo visto a Palermo, allo stadio, lo stadio pieno al 100%, ma chi faceva i controlli degli impatti con tutti i tifosi che c'erano? Dovevano iniziare minimo 15 giorni prima, lì il virus non gira. Il ministro Speranza, se mi direbbe qual è il cosa, che io per andare a lavorare, per portarmi un piccolo stipendio al mese, per vivere io con la mia famiglia, devo essere vaccinato. Lì c'erano tutti attaccati, senza mascherine, va tutto bene perché ci sono gli interessi dello Stato, perché lì ci sono soldini che entrano. Se io muoio di fame, allora non gliene frega niente, ma io gli dico che io non mi vaccinerò più, mi accontento stare senza stipendio, vado alla Caritas, vado a rubare, faccio tutto quello che vogliono, ma io da quando mi sono vaccinato, prima dolori non ne avevo, ora ho dolori sempre. E questi voi parlano della quarta dose, ma se la devono fare loro di cocaina la dose. Vabbè, non che io mi devo fare una dose. Non diamo suggerimenti estremi. Sebastiano, mi ha fatto molto piacere averla risentita. La invito a mandarci un messaggio, mandaci un messaggio con Messenger col tuo contatto, perché ti vorrei in trasmissione, anche se non ti conosco fisicamente, magari così potrei dire la tua. Lasciaci un messaggio. Grazie Sebastiano. Adesso continuiamo 049 63 11 11, un primo stacchetto pubblicitario e poi entriamo subito nel vivo. Sono Luigi di Ottica Sportiello. Da oggi troverete disponibili sul nostro shop online, sul sito internet otticasportiello.it, una nuova gamma di occhiali firmati e della nostra linea artigianale LF. O se vorrete potete venirci a trovare in negozio, siamo a Zero Branco, via Nuolese 21D. E ricordate, Ottica Sportiello, vedi oltre il confine.
Il Centro Consorzi presenta Unidolomiti, il nuovo settore dedicato all'università e all'alta formazione. Ampie le possibilità di scelta con la triennale di mediazione linguistica classe L12 con 4 diversi indirizzi: criminologico, marketing e comunicazione per l'impresa, turismo e sviluppo locale, agroalimentare e sostenibilità ambientale. E ancora convenzioni con le maggiori università online. Una scelta anche per lavoratori di 84 indirizzi e corsi di alta formazione con la Libera Accademia Indef di Bellinzona. Centro Consorzi a Sedico. Alta la formazione. Sempre. Bene, eccoci di nuovo tornati in diretta alle 21:18. Ovviamente ricordiamo 049 63 11 11 per chi volesse chiamare da casa. Dottor Zumski, innanzitutto grazie di essere tornato qui da noi in trasmissione. Noi abbiamo seguito il suo iter di prima linea, usiamo questo termine, combattivo. Mi ricordo che un anno e passa fa, quando era venuto qui in trasmissione, aveva ribadito proprio in questi studi la necessità di queste cure in base alla sua esperienza, non in base alle direttive della vigile attesa. Però ecco, mi sembra che il nostro ministro Speranza, che mi risulta non essere medico ma semplicemente laureato in scienze politiche, comunque ecco, dice riuniamoci con l'Europa perché bisogna pensare alla quarta dose di un vaccino comunque ormai vecchio di oltre un anno e mezzo, 2 alla fine. Si commenta da sé, siamo di fronte a un maniaco vaccinale, in buona compagnia purtroppo, ma faccio un ricordo, mi dispiace citarmi, ma insomma 2 anni fa, anzi 1 anno e mezzo fa, quando si cominciava a vaccinare, io ho detto, ma questo vaccino, i dati che ci sono, non ti dicono nulla che sarà una copertura, che sarà efficace e che non avrà effetti collaterali. C'è una speranza che funzioni, scusate il termine. E puntualmente la copertura del vaccino sta dimostrandosi insufficiente. Chiaramente, come tutte le vaccinazioni, anzi vaccino, chiamiamolo siero, insomma, perché il vaccino è una cosa diversa concettualmente, ma serve per le persone anziane. Indiscriminatamente è stato usato come un elemento per convincere la gente a obbedire a delle regole, per vedere fino a dove si sottomette. Di sanitario ben poco. Adesso, se noi guardiamo, in questi momenti si stanno ammalando tutti i vaccinati in terza dose. Ma perché? Si stanno ammalando gravemente o no? Quasi nessuno si ammala gravemente, ma perché sul sistema immunitario funziona in maniera di deprimerlo. Quindi intanto cominci a prenderti più facilmente il Covid. Se uno va a guardare le statistiche, vediamo che chi è con terza dose è positivo già dopo 7 giorni, si fa altri 3-4 giorni, è positivo ancora, più volte positivo, cioè fa 15 giorni di prigione rispetto ai 10 di uno che le faceva normalmente. Allora, si tratta di dire le cose come stanno. Eravamo in emergenza, va bene, si provava il vaccino, ci può stare. Neghiamo che ci siano effetti collaterali, lo ha detto bene chi è intervenuto prima. Io ne ho dozzine di persone che non vogliono fare né la terza e figuriamoci la quarta dose, perché comunque sono state male, comunque hanno delle patologie, e non parlo di chi muore, perché stiamo parlando di questioni estreme, ma non stanno bene più come prima. E allora la fiducia della gente viene meno. Mi auguro che continui a venire meno, perché io ne sento più di uno che comincia a dire forse le tue perplessità, sebbene mi abbiano fatto passare per un Novax, punto e basta, mentre io ero per la libertà, come è stato detto, cioè io voglio vaccinarmi, mi vaccino, io scelgo io, non mi imponete una cosa sperimentale di massa, ma non ho mai detto che non si deve vaccinare la gente, parlavo per me, ovviamente. E questa cosa qui la trovo scandalosa, come tutta la gestione della situazione, perché la guerra che è stata fatta a me e a tantissimi colleghi come me che si sono messi a cercare di curare dicendo che eravamo stregoni, nel mio caso, che eravamo il Padre Pio, che vendevamo illusioni, mentre facevamo il nostro mestiere, cioè visitavamo la gente e cercavamo di curarla, perché si doveva curarla precocemente. Io credo che parecchi deceduti siano sulla coscienza di qualcuno che ha dato indicazioni che la cosa da fare era dare del paracetamolo, perché non faccio pubblicità per nessuno, e aspettare. Ma in medicina aspettare è una dichiarazione di resa immediata. Non esiste. Questa è una cosa che mi sta veramente qua dal punto di vista medico, anche se ormai sto finendo la mia
carriera di medico di famiglia, ma non certo di medico che facciano di me. Cioè, resto un medico comunque per quello che ho imparato, per quello che ho cercato di fare e cercherò di fare in futuro. Ma questa è veramente una cosa scandalosa. Abbiamo fatto terrorismo nei confronti della gente, continuiamo a farlo, ma sto ministro, è finita l'emergenza e lui parla di quarta dose. Guardate, adesso gli americani, l'FDA e il CDS hanno approvato la quarta dose, nonostante delle evidenze contrarie. In Inghilterra, dove hanno vaccinato notevolmente, hanno detto che sul sistema immunitario andiamoci piano. Palù, che è un nostro autorevole presidente dell'AIFA, ha detto ma ci sono poche indicazioni che la quarta dose funzioni. E però magari sui fragili facciamo, perché questo è l'indirizzo. Ma sapete chi ha detto che funziona la quarta dose? No, la scienza, perché non l'hanno sperimentata. Il capo della Pfizer ha detto la quarta dose sappiamo che funziona. Ma il vaccino cioè, vuol dire, l'hai fatta su quella di 3 anni fa, non è che l'hai prodotto sulle variazioni. Quando si fa ad esempio il vaccino antinfluenzale, poi sto zitto, l'anno successivo noi facciamo una mélange degli ultimi virus dell'anno precedente per cercare di trovare quella che sarà l'evoluzione, perché i virus mutano, quelli RNA mutano. Cioè, non è una scoperta che mutano, lo si sapeva prima che sarebbe mutato. E quindi puntare tutto su una cosa che è la spike di un virus trovato la prima volta si sta rivelando purtroppo una cosa ultra pericolosa e questo deve rendersene conto la gente. Bisogna che ne prenda coscienza. I governanti nulla di questo hanno fatto in funzione di salvaguardare le persone, prima di tutto psicologicamente e poi sanitariamente, perché guardate, dico psicologicamente, perché se io da medico avessi cominciato a dire ai miei hai preso il Covid, prega e fa testamento, questo qui cos'è? Schiattava immediatamente, invece di dire guarda sono qua, proviamo a fare qualcosa, ti curo, ti vengo a vedere, sono qua che ti sono vicino, vale già il 50% del trattamento. Questo era il segnale da dare. Questo non glielo rimproverò, non lo perdonerò mai a tutta la classe dirigente, cominciando da Venezia e finendo a Roma. Ecco, poi fra l'altro mi piace molto, se mi posso permettere il termine che ha usato il dottor Zumsky, resa in campo medico vuol dire essere sconfitti. Invece mi sembra che, per esempio, Roberto, nei confronti dell'Ucraina invece abbiamo un flash, poi sentiamo anche gli altri ospiti, abbiamo invece detto no, bisogna resistere, cioè nel senso stiamo lanciando un messaggio forte a livello mondiale, perché abbiamo dietro l'America che ci condiziona nei confronti della Russia di Putin, però nei confronti del virus invece abbiamo avuto un atteggiamento attendista, cioè com'è sta cosa? Allora, premesso che non voglio fare il tuttologo, ma cerco di dare un'opinione personale. Ritengo che la guerra in Ucraina sia al pari di tutte quante le altre guerre che sono state fatte nell'arco degli ultimi X anni, Siria, Libia, Libano, Afghanistan, eccetera, eccetera. Solo che evidentemente i mass media hanno deciso che Putin è cattivo, e io sono d'accordo che chi usa le armi è cattivo, però magari bisognerebbe vedere anche un pochino gli antefatti che ci sono stati e capire dove si è arrivati. Poi, se vogliamo capire come funziona la politica nostrana, c'è stata qualche giorno fa una delle famose dirette di Luca Zaia, bellissima, cioè, è andato a finire su Scherzi a parte e non per scherzo, dove in buona sostanza ha detto se arriva la bomba atomica ricordatevi di mettere 2 pastigliette vicino al comodino, ricordatevi di mettergli le pance in giù e non alzatevi subito perché ci possono essere varie, cioè, dimentichi le manine sotto sì, la pancia. le manine sotto la pancia, cioè, questo è il livello della politica nazionale, cioè, stavano mandando armi in Ucraina, il che vuol dire alimentare con la benzina un fuoco che già è abbastanza pesante, anziché provare di trovare delle soluzioni diverse. Una situazione paradossale. Sì, è tutto paradossale, orribile più che altro. Vediamo al telefono chi c'è, pronto, chi parla? Poi sentiamo Puzzer. Sì, buonasera. Sì, chi parla? Da dove chiama? Sì, buonasera. Io mi chiamo Adriana e chiamo dalla provincia di Udine. Sì, prego. Ecco, volevo dire come mai i nostri medici non vaccinati sono stati lasciati a casa e non si sa per quanto tempo e adesso arrivano medici e infermieri dall'Ucraina. Bravo. Guardi, è una cosa vergognosa tutto questo, ma io mi meraviglio che i medici non fanno nulla per questo. Io, guardi, anche quelli che si sono fatti vaccinare, i loro colleghi dovrebbero essere solidari, dovrebbero fare una rivoluzione, dovrebbero lasciare gli ospedali sguarditi, viva Dio, ma non si può. Ma io che sono una cittadina, che dovrò andare nelle mani in ospedale di un medico che non conosco,
che non conosce le mie patologie, che magari manco ci capiamo, ma ci rendiamo conto in che razza di casino ci hanno messi questi qua. Medici, per favore, avete studiato tanti anni, è stato un costo per noi italiani mantenere le vostre scuole. Bene, Adesso grazie. Così. Grazie signora Adriana, grazie, dobbiamo essere brevi come detto prima. Puzzer, la signora ha detto, la signora Adriana ha detto una cosa giusta, cioè alla fine tutti ce lo siamo chiesti, perché vabbè, non entro nel merito come mai gli altri medici non hanno appoggiato Puzzer, Zumski, la Balanzoni che è stata con noi in trasmissione mercoledì scorso, e altri medici che hanno avuto il coraggio di andare contro. Però non si capisce come mai vanno bene i medici presi dalla prima nazione che capita e gli altri invece. Ma guardi, io che ho detto fin dall'inizio che ero vaccinato, e ho detto fin dall'inizio che la solidarietà secondo me era la base di tutto, e tra noi colleghi abbiamo deciso di rimanere fuori e tuttora siamo fuori ancora una cinquantina, proprio per una questione di solidarietà verso chi non può andare a lavorare. Adesso si dice che possono ritornare gli over 50, ma questi over 50 sono a casa comunque dal 15 ottobre in Porta Trieste, perché hanno deciso che usare il Green Pass per andare a lavorare non esiste, e così faremo avanti fino a quando ci sarà il Green Pass. Dopodiché dico, la categoria dei sanitari secondo me è stata la più disbrattata di tutti, perché anche in questo periodo, adesso mi sembra la data sia fino ancora al 31 dicembre, e quindi secondo me non si tratta di solidarietà dalle altre categorie, ma bisogna che tutti dimostrino solidarietà verso chi veniva all'inizio chiamato eroe e adesso sembra che sia diventato l'ultima ruota del carro. E secondo me questo è sintomo della dittatura del nostro governo, della vergogna del nostro governo verso i nostri sanitari. Va bene, adesso ecco Stefania, c'è un messaggio mi pare interessante di una persona, questa Michela, che dice, vuoi leggerlo te? Dice: verissimo, la colpa è della classe dirigente, ma non possiamo sollevare le responsabilità di tutti i medici che si sono piegati. Ecco, magari Sceus, visto che lei è un esperto giuridico, ex magistrato, vuole queste persone, insomma, tacere vuol dire anche accondiscendere. In effetti loro sono tecnici, i medici sono delle persone che hanno competenze specifiche in ambito sanitario e sono stati i primi ad avere un atteggiamento acquiescente, diciamo, ecco, anche un po' la signora Michela dice, questa nostra amica di Facebook, dice come possiamo sollevarli da responsabilità. Ma sollevare da responsabilità, innanzitutto bisogna vedere quale responsabilità, perché diciamo il sollievo dalla responsabilità l'hanno ricevuto prima di tutto da una normativa che li esenta da quella responsabilità per colpa, ove si determinassero da interventi legati all'operazione di vaccinazione di massa, si verificassero eventi avversi sia di carattere lesivo che peggio, e quindi addirittura delle morti. E questo mette molto tranquilli i medici rispetto alle attività appunto collegate a questa sanità protocollare, che secondo me, alla quale secondo me sono stati assuefatti da molti anni, laddove forse tanti di loro, piuttosto che mettere in campo quello che è scienza, coscienza e critica e studio rispetto alle malattie nuove e alle medicine nuove, si sono molto spesso supinamente, direi, adagiati, forse adattati a seguire appunto i protocolli, le indicazioni uniformi, le indicazioni da parte dell'OMS prima di tutto, ma poi anche delle altre autorità europee e nazionali a proposito degli interventi medici da fare a parità di sintomi. Così mi sembra essere successo e aver funzionato particolarmente bene in questo frangente
che però non è il primo, di una vaccinazione di massa. Ricordo i vaccini cosiddetti pediatrici della Lorenzin, ricordo anche le vaccinazioni annuali così tanto suggerite, imposte, raccomandate, antinfluenzali, da diventare quasi obbligatorie per abbonamento e scadenza, e anche lì con effetti, diciamo, di protezione e di sicurezza discutibili, perché se si vanno a vedere le statistiche proprio a proposito dei decessi o delle difficoltà esattamente di tipo respiratorio che hanno colpito gli anziani già defedati per condizioni di salute e per età, e in concomitanza alle influenze stagionali, si vede che non sono diversi o non sono stati molto diversi rispetto a quelli seguiti o conseguiti dal Covid. Quindi i medici come giustificare o non giustificare? Ma ritengo che loro, come tutte le altre categorie professionali, questo lo dico per spettare anche una lancia, quantomeno iniziale, alla reazione comune di tutti, hanno respirato la stessa aria, no? La stessa aria di paura, di terrore, se non di terrorismo mediatico rispetto a questa necessità di intervento del tipo suggerito, appunto protocollare, mandando un po' in soffitta invece il mestiere proprio del medico, che è quello di analizzare caso per caso, paziente per paziente, e quindi provvedere a un intervento terapeutico sicuramente molto rapido e tempestivo, come abbiamo sentito, ma anche individualizzato. Invece qui di individualizzato non c'è stato nulla, né per i pazienti né per i medici, tutti dovevano fare la stessa cosa, e i medici dovevano avere fede in questa medicina planetaria e protocollare, e la gente, le persone dovevano avere fede in quel tipo di scienza. Ma la fede, quando si parla di scienza, a me sembra un ossimoro. La scienza non ha bisogno di fede, la scienza ha bisogno di dubbi, semmai. Se devo avere fede in qualcosa, allora a questo punto preferisco avere fede in qualche Dio, ecco, che non richiede giustificazioni, prove e controprove. È vero, a un certo punto sono arrivati questi vaccini, poi è arrivato anche il ricatto per una classe medica che prima di tutto è stata assuefatta ad agire secondo protocolli, secondariamente è stata esentata da responsabilità laddove avesse voluto appunto praticare un vaccino protocollare, è colpita da enormi responsabilità qualora avesse inteso dissentire da quel tipo di protocollazione. Infatti le responsabilità li sono fioccate, sia dal punto di vista, diciamo, deontologico, con le reazioni di alcuni ordini, le sospensioni, quando non le radiazioni addirittura, e poi la minaccia anche di azioni penali nei confronti di quei medici che avevano tardato a raccomandare il vaccino, o peggio, no? Secondo l'ottica appunto pro-sierologica, che insomma avevano consigliato o esentato in qualche caso alcuni dei loro pazienti da questo tipo di procedura. Quelli sono stati perseguiti, quindi è veramente un mondo al contrario. Adesso chiedersi come giustificare quei medici, in effetti è un'operazione ardua se la si guarda retrospettivamente, ma ancor più ardua secondo me, e con questo chiudo nella risposta che lei mi ha chiesto, se quell'atteggiamento viene soppesato rispetto a tutte le evidenze che davvero ormai sono imponenti, quanto a reazioni avverse di tutti i tipi, diverse a seconda delle fasce d'età, che suggeriscono una prudenza e diciamo un discernimento particolare a proposito appunto delle varie fasce d'età di pazienti, che invece indiscriminatamente vengono avviate verso questa indiscriminata operazione a tappeto che in qualche maniera va fatta. E sono proprio i medici che dovrebbero adesso mettersi per traverso, perché i dati adesso ci sono. Bene, sentiamo, grazie dottore. Un'altra telefonata da casa, vediamo chi parla, pronto? Sì, buonasera. Buonasera, chi chiama e da dove chiama? Da Milano. Prego. Vorrei chiedere, si parla tanto di quarta dose, no? Ma io volevo chiedere, i cittadini si fanno questa domanda: perché insistono continuamente con questa vaccinazione obbligatoria nonostante sia terminata
la crisi, diciamo. Bene, grazie Michele da Milano, dobbiamo essere chiari. Rocchesso vuole dire la sua su questo argomento? Perché l'Italia ha comprato moltissime dosi in previsione di farne tante e perché il Green Pass naturalmente è anche vincolato a queste vaccinazioni, quindi il rinnovo della patente di libertà è dovuto da quanto noi poi ci sottomettiamo al sistema. Abbiamo parlato tanto di Roberto Speranza, che è una persona che arriva da scienze politiche, però forse tanti non sanno il potere che ha quella persona. Nessuno si fa le domande di come mai un partito come l'EU, che ha forse una sede, probabilmente sarà una sede a Roma e non ha alcuna presente in alcuna regione, sia al centro di questa situazione, sia inamovibile. Draghi non ha mai parlato male di Speranza, anzi ha sempre fatto plausi per il suo operato, e quindi mi farei qualche domandina su chi c'è dietro a Roberto Speranza. Questo bel viso da Boy Scout probabilmente si chiama Fabian Society. Ieri abbiamo fatto una puntata su CensoneLeoni.it, potete trovarla tranquillamente con Davide Rossi, che ne parliamo approfonditamente, quindi c'è forse ben da capire dagli abbagli dei media, dei mass media, forse, che dietro le trame sono molto più sofisticate di quelle che crediamo. Quindi questi dosaggi, queste quarte dosi, probabilmente sono decise all'alto, non c'è alcuna raziocinio, non c'è alcuna competenza tecnico-scientifica in queste decisioni, c'è solo tanta sottomissione a dei poteri. Probabilmente noi parliamo di governanti, a me viene da pensare che siano governati più che governanti. Interessante questo aspetto. Vediamo la telefonata da casa. Pronto? Pronto, chi parla? Sì, chi parla? Da dove chiama? Sì, sono il signor Cristoforo Adriano e chiamo dalla provincia di Treviso. Sì, prego. No, niente, io volevo solo commentare un attimino quello che si stava parlando, no? Che c'è comunque una grande presenza di persone che tuttora devono presentare un Green Pass base per poter accedere al lavoro. Quindi queste forme di ricatto non è che siano finite, si stanno propagando ancora su una cosa che non ha più senso che esista, visto che l'Europa intera, la stragrande maggioranza degli Stati europei, ha finito questa emergenza sanitaria, questo stato di emergenza. Io volevo dire una cosa, se mi era possibile invece, posso? Sì, però sintesi, perché dobbiamo dare spazio anche al... Io volevo dire una cosa, gli italiani, che l'unica arma di difesa che hanno non è quella del voto o dei referendum, dovrebbero prendere atto che bisogna, quando il gioco si fa duro, i duri devono iniziare a giocare e bisogna boicottare questo sistema, evitare di fare uso di questo Green Pass. Possibilmente, visto che la guerra in Ucraina ha insegnato che si parte con una valigia solo, con qualche soldino, portarsi via tutti i soldi dalle banche, svuotare i conti correnti e togliere tutti gli investimenti che sono fatti sui titoli italiani. E poi vediamo se questo Stato italiano, visto che le aziende stanno chiudendo tutte, negozi sempre di più, se si sostiene ancora sul capitale. Bene, grazie. Il nostro amico dalla provincia di Treviso. Ovviamente non possiamo dare spazio a questi estremismi, sono opinioni ovviamente rispettabilissime. Però a proposito di questo, magari lo commentiamo assieme. Regia, il video che abbiamo caricato, visto che fatalità il nostro amico dalla provincia di Treviso ne ha parlato. Vediamo cosa è successo ieri a Napoli. Grazie regia, fantastica la sfumatura. Ecco Roberto, questo video dice molto, cioè il nostro presidente Draghi ieri è uscito trionfante con la sua manina a salutare. Ricordo agli italiani, visto che siamo in collegamento nazionale, che da Napoli sono partite tutte le proteste italiane negli ultimi 150 anni, credo, comunque se non ricordo male, se la storia non mi inganna, sono partite tutte da lì.
Va bene, magari io sono del sud, quindi puntini, assassino, facci in pratica questa gente, e non era uno solo, erano tutti incavolati neri. A giro. Qual è la mia curiosità? Erano trasmissione di Canale 5, Rai? No, era fanpage, però è finita. Quindi le trasmissioni nazionali non hanno mandato in onda Non queste credo, cose. a me non risulta. Caspita, è stranissima questa cosa, perché io sono di solito convinto che le trasmissioni televisive sono plurime e diano spazio a tutti, invece non è così. Tu sì, grazie. No, però comunque la cosa che fa abbastanza sorridere, dovrebbe far capire, è che effettivamente la comunicazione mediatica su base nazionale è viziata, è clusterizzata in un contesto coercitivo mentale, cioè in linea di massima, e questo me ne rendo conto parlando con tante persone, che fatto salvo che non siano già dell'opinione che queste persone che sono sedute qui in questa trasmissione hanno più o meno comune, le persone fondamentalmente guardano la televisione nella maggior parte dei casi e si limitano a recepire le informazioni che arrivano dalla televisione. Così succede per il Covid, così sta succedendo per l'Ucraina, per tutte quelle indicazioni che lo Stato o un certo tipo di società vuole indirizzare. Purtroppo gli ultimi, diciamo così, 20 anni, se non 30 nazionali, hanno portato, grazie purtroppo alla televisione, ad un imbarbarimento culturale. Purtroppo le troppe veline per televisione piuttosto che le trasmissioni stupide la fanno da padrone, e quando parlo di trasmissioni stupide parlo di Grande Fratello, Isola dei Famosi, e i VIP qua, i VIP là, cioè sono tutte trasmissioni che la gente guarda, non hanno contenuti se non idioti. È un dato di fatto oggettivo e c'è tantissima gente che le guarda, e purtroppo quella è la fase culturale. Oggi siamo su base nazionale, purtroppo non soltanto italiana ma internazionale, in una direzione dove la gente accetta l'imbevuta senza razionalizzare quello che è il contesto reale delle cose. È molto più facile, molto più semplice. Diciamo, sì, è molto più facile, molto più semplice accettare per buono ciò che ti viene detto piuttosto che pensare quello che è successo e razionalizzare. Purtroppo è questo il dato di fatto. La comunicazione è in questa direzione e la gente molto spesso ci casca. Mi capita di parlare con delle persone così, proprio entrando nei discorsi, e purtroppo i discorsi fondamentalmente sono due nei quali si casca sempre, e sono Covid, che un po' sta scemando in questo periodo, tanto riprenderà molto forte a settembre, non vi preoccupate che tornerà tutto a settembre, ok? E poi l'Ucraina. Quando inizi a parlare e gli dici, senti che tu dici, Putin cattivo, fondamentalmente è questo. Bisogna dargli contro, bisogna farlo fuori, eccetera, eccetera. E quando gli fai una microanalisi banale, ma perché si è arrivati qui? Lo sai, e già iniziano i primi a cascare, i primi, no? Poi gli fai, ma lo sai cosa era successo nel 91 quando c'è stato prima il muro di Berlino e poi la NATO che non doveva aprire? Se le sai ste robe? No. Non insomma, in televisione. C'è qualche vuoto, diciamo, non c'è qualche vuoto, c'è una volontà mediatica, sociale, di mantenere le persone ad un livello di ignoranza, mentre la televisione negli anni 50 è servita per creare cultura, ma veramente è servita per creare cultura, per insegnare a scrivere, per insegnare a leggere, per insegnare a capire le cose. Oggi è esattamente il contrario. La televisione serve per uccidere la mente delle persone. Ecco, adesso poi ti dirò anche una riflessione che ho fatto con alcuni professori di scuola, e approfondiamo questo aspetto. Chi parla? Pronto? Sentiamo la telefonata da casa. Chi parla? Sì, buonasera, mi sentite? Sì, avanti con la domanda. Da dove come si chiama e da dove chiama, per favore? Io sono Manuela Marchiori e chiamo da Martellago, Venezia. Sì, prego. Niente, la domanda è questa, perché in questo caos di regole e cambiamenti continui ho capito che al 31 marzo finisce lo stato di emergenza, però purtroppo per i lavoratori viene richiesto, per la maggior parte dei lavoratori viene richiesto il Green Pass fino a fine aprile. La domanda è questa: per le persone che sono sospese, cioè cosa devono fare dal 1 di aprile?
voglio dire, se lo stato di emergenza finisce, molto probabilmente non sono più tutelate dalla sospensione come era prima, diciamo tutelate per legge. Molto probabilmente queste persone, se il 1° di aprile non si presentano al lavoro, rischiano di essere licenziate. Bene, grazie Non so allora, se potete rispondere a questo. grazie Michela. Puzia, vuoi dire te qualcosa? Ma guardi, io parlo della mia questione personale. Io sono a casa dal 15 di ottobre e fino al 1° di marzo non ho sentito la mia azienda. Poi dal 1° di marzo improvvisamente sono iniziate ad arrivarmi lettere di contestazione, lettere di richiamo. Io ho parlato con l'avvocato e abbiamo deciso di mantenere la linea senza dire all'azienda se io ho o non ho il Green Pass, per quella è una cosa mia, ma di lottare avanti per non presentando il Green Pass per andare a lavorare, perché palesemente non è una cosa sanitaria, come abbiamo detto dall'inizio, e quindi noi ci batteremo avanti, qualsiasi siano le conseguenze. Va bene, ecco, Rocchesso, su questo aspetto del lavoro, le persone che hanno perso il lavoro, che sono tante, alla fine si parla bene, qualcuno polemizza dicendo sì, però accogliamo i profughi, vabbè, quelli poverini stanno subendo una guerra, però gli diamo dei privilegi, gli diamo delle opportunità, uno stipendio, eccetera. Invece purtroppo ci sono centinaia di persone, anzi migliaia di persone in Italia che si trovano in una situazione di disagio. Abbiamo visto anche quel video lì di Napoli. Non c'è nulla di cui meravigliarsi. I lavoratori italiani sono sotto un mirino del sistema da penso ormai 30 anni. È solo l'ennesima evoluzione dell'amore che i nostri governanti o governati hanno nei nostri confronti. E purtroppo sì, la cosa degli ucraini è palese a tutti quanti, e aver visto che probabilmente dei profughi ucraini non vaccinati, perché come diceva Roberto pochi di loro lo sono, salteranno avanti ai nostri concittadini, ci fa pensare. E la domanda che a me sorge è questa: perché non ci vogliono più? Perché abbiamo capito. E quindi quando abbiamo capito possiamo svegliare le altre persone. Come non ci vogliono più nei bar, non ci vogliono più nei ristoranti, non sono negli uffici pubblici, ovviamente non ci vogliono assolutamente nella sanità, assolutamente nell'istruzione, che sono dei punti chiave di questa situazione, ovviamente. E quelle persone non torneranno mai più. I professori non vaccinati ovviamente erano messi a fare cancelleria, a fare fotocopie. Io se fossi un professore mi licenzierei sinceramente piuttosto che passare la mia vita a fare fotocopie. E questo è quello che vogliono. E quindi dobbiamo capire noi che stato abbiamo e in che futuro vogliamo far vivere i nostri figli. Perché avere dei professori che si piegano sottomessi alle regole in continuazione, io sinceramente mio figlio non vorrei vedere bene in quella scuola lì. Lo vedrei in un'altra scuola in cui magari lo fanno ragionare. Purtroppo chi ragiona non fa più parte del sistema Stato italiano. Ecco, a proposito di questo contesto che diceva prima Roberto Agirmo, della cultura, della scuola, della televisione che fa cultura, oggi ovviamente in forma anonima, parlando con dei professori, non dico i nomi ovviamente, mi hanno detto sì, non ti stai accorgendo che alla fine anche la scuola non sta più dando quel valore importante che agli italiani di formazione, di cultura, di aumento della professionalità, ma al contrario, diciamo, la scuola si sta un po' lasciando andare, che non sia un po' la strategia di voler lasciare andare per globalizzare. Non lo so, adesso io faccio un ragionamento generale, però ho preso proprio spunto da quello che ha detto Roberto, ecco, magari chiedo a Sceusa cosa ne pensa, perché comunque oggi infatti l'investimento scuola sembra non essere neanche quello prioritario per l'Italia. Il problema scuola fa il paio con quello dell'informazione, non a caso una è formazione, cioè la scuola, e l'altra è informazione. Entrambe contribuiscono in maniera essenziale alla crescita della coscienza civile, non solo della cultura, perché la cultura è il presupposto ed è l'alimento della coscienza civile. Quindi creare dei soggetti fin dall'inizio, quindi fin dai banchi di scuola, consapevoli, porta a un certo tipo di società. Destituire di consapevolezza gli allievi, gli alunni, fin dalla più tenera età e poi fino ai banchi dell'università, invece trasforma quella società in qualche cosa di molto simile
ad una sorta di assemblea pronta a farsi governare o sgovernare dal primo despota che arriva, cioè la società senza memoria, quindi senza scuola, senza storia, senza cultura, è la società pronta a rendersi prona al dispotismo. Di fatto non è qualcosa che sia cominciato adesso, negli ultimi tempi, però adesso se ne vede l'apoteosi, perché attraverso intanto le forme di disgregazione, quindi di allontanamento dello studente dallo studente, si realizza un'impossibilità di dialogo e di confronto che solo in presenza può avvenire. E quindi tutto questo prepara ad introdurre nella società quella sorta di agente mutageno, no? Una sorta di RNA messaggero che attraverso la normativa sul Green Pass nel diritto, che innesta e che prepara le persone all'accettazione dell'abominio, cioè all'accettazione di un esercizio di libertà fondamentali non in quanto tale e quindi in quanto possedute perché pertinenti e appartenenti al diritto naturale dell'essere umano, quello riconosciuto prima ancora che dalla Costituzione, dai fondamenti del diritto internazionale, quindi del diritto umanitario, li trasforma in qualche cosa di riconosciuto, cioè che l'ordinamento, segnatamente quello italiano, deve limitarsi a riconoscere in qualche cosa di concesso, in qualche cosa di autorizzato, a condizione di un'obbedienza che ormai è sotto gli occhi di tutti aver perso qualunque nesso di collegamento a qualunque questione di tipo sanitario. Ecco, bene, dottore, ecco, a proposito, dottor Zumski, io mi ricordo una testimonianza di alcuni amici che della mia età, che hanno vissuto nei paesi dell'est, quindi Cecoslovacchia, Ungheria, eccetera, che si ricordano queste file, quando erano ragazzi, queste file a scuola, tutti vaccinati, senza... Io infatti gli ho chiesto, ma perché? Era giusto così, ci mettevano in fila, ci vaccinavano tutti quanti, senza informativa, senza diciamo nessun diritto. Ecco, questa cosa mi ricorda i paesi ex comunisti, diciamo, perché ovviamente parliamo degli anni in cui non era ancora caduto il muro di Berlino. Ecco, questi atteggiamenti io li ho visti clonati in maniera simile. Anche qui c'è la scuola che diventa uno strumento, diciamo, secondario, più ignorante ti faccio e più ti posso controllare, perché tanto alla fine quello vuol dire, più ti bombardo a livello mediatico, meno ti faccio capire, come diceva Roberto Argirmo, il motivo. Però questa situazione è preoccupante non solo perché sta avvenendo adesso, ma poi se è accumulata nel tempo potrebbe creare un popolo sempre più soggiogato e sottomesso. Ma l'ho detto bene Sceus, cioè questo della scuola parte da lontano, fa il pari, per cui poi tu guardi senza nulla togliere il Grande Fratello, punto e basta. Io che vado per case a visitare il pomeriggio e vedo le percentuali di trasmissioni, persone, quello guardano le telenovela. Io non c'ho niente contro, ognuno guardi, sono per la libertà, guardi, però l'interesse di guardare qualcosa di meno banale. A scuola abbiamo tolto la capacità di creare una cultura generale, perché stiamo specializzando, cioè già siamo alle elementari, abbiamo tolto alcune conoscenze e cominciamo a specializzare i bambini. Allora tu nel tempo crei tra la scuola un ragazzo specializzato che di un singolo elemento è imbattibile. Però gli manca una cultura generale, per cui di fronte ad altre affermazioni dice, io non so niente, quindi sarà vero quello che dicono gli altri. E questa è la scuola, parliamoci chiaro. Se poi vai a vedere il risultato scolastico e lo confronti con altre realtà, tu capisci che quando andiamo ai concorsi abbiamo gente laureata che non sa scrivere in italiano. Non dico niente, che non sappia scrivere dopo che ha fatto un percorso di laurea, ma meno sa comprendere quello che legge. Questo è pericolosissimo, cioè, io lo dico da anni, magari a costo di passare per vecchio. Era meglio un po' più di sano nozionismo che ti desse delle informazioni base che poi tu nel confronto con la vita sapevi. Ma se la singola cosa che tu sai tutto sull'uso del telefonino, però delle altre dinamiche, di altre questioni, di conoscenze storiche, anche la banalità della geografia, insomma, c'è qualcuno che esce dal paese e non sa dove andare perché confonde.
Allora, a qualcuno sembra una banalità, ma guardate che poi strucca, come diciamo in Veneto, questa è la sostanza. Si fanno una serie di attività poliedriche che ci possono stare nelle scuole ex medie o anche elementari, quando dobbiamo cercare di creare dei ragazzi che vengano su bene, anche educati rispetto all'assenza, magari qualche volta in famiglia, del tempo e della voglia di seguire l'evoluzione dei ragazzi. Io non sono qui per parlare male, ma da sindaco, qui non da medico, ma da sindaco, io anche in questi giorni devo vigilare che i ragazzi di 12, 13, 14 anni, in maniera incredibile, abbiamo fatto tutti le ragazzate, prima o io mica le abbiamo inventate, ma alla sera fanno tranquillamente atti di vandalismo come se niente fosse, e se li riprende ti mandano anche a quel paese. Io se una volta facevo qualcosa e mi scoprivo un adulto, tagliavo di corda, e se vedevo che veniva verso casa di mio padre per dirgli che avevo combinato, sapevo che la punizione arrivava. Per carità, cambiano i tempi, però certi valori, certe indicazioni di educazione, di cultura base dovrebbero essere conservate. E invece se pensiamo che poi ognuno è abbandonato, va male. Poi anche, ed è un altro aspetto che mi collego anche a quello, alla politica della segregazione messa in atto dalle autorità con questa motivazione sanitaria. È quello che non si vuole, che la gente si ritrovi, che la gente si guardi in faccia, che parli, che faccia comunità. Ma voi avete visto che adesso qua, se voi fate un compleanno, una festa privata e il matrimonio, ci vuole il super Green Pass, capite? Il super Green Pass. Ma che cavolo di motivazione sanitaria è? Serve perché non dobbiamo, e oltre l'emergenza, tutte le misure sono perché non dobbiamo cominciare, magari se potessimo ritrovarci tranquillamente, senza voler fare gli scapestrati che ci abbracciamo in 100.000 senza conoscerci, ma con un minimo di prudenza che ci sia stata data dall'esperienza, se ci possiamo ritrovare, può essere che cominciamo a ragionare, a scambiarci, a non odiarci come hanno fatto in questo tempo, che ci hanno messo uno contro l'altro. Ci hanno messo uno contro l'altro. Anche impercettibilmente certe amicizie si sono allentate, non ti trovi più come prima perché tu la pensi in una maniera e nell'altra, mentre hai sale pensarla diversamente. Ma sul fatto di pensarla diversamente, odiare, vabbè, sono prodromi che portano alla guerra dopo, adesso la faccio grande, ma lasciano un solco che non è facile. Nelle stesse famiglie abbiamo creato divisioni incredibili, con queste politiche assurde di criminalizzazione di chi la pensa diversamente e che non ha fatto niente di male, perché non ha portato sicuramente più in giro il virus, e non è colpa di chi non si è vaccinato o di chi si è vaccinato se siamo ancora in questa situazione. È scandaloso questo, è vergognoso questo, che si continui. È finita l'emergenza e le misure emergenziali continuano. Credo che se ci fosse una giustizia appena decente dovrebbe intervenire e dire: ma che roba è questa dal punto di vista del diritto? Se è finita l'emergenza tu non puoi perpetuare delle misure che sono tipicamente emergenziali. Il ricatto di andare a lavorare, c'è gente a casa che ha problemi sanitari con questo che hanno allungato al 31 di dicembre, che infermieri che speravano che finisse, quindi torno a lavorare e ho passato alcuni mesi senza stipendio con le problematiche che ci sono, mi dicono: io cambio mestiere, io vado a fare qualsiasi altra cosa, ma io non mi piego al ricatto e non torno alla sanità. E allora chiaro che facciamo arrivare gli ucraini, ma come stiamo facendo arrivare già da tempo infermieri e medici stranieri, non è mica una novità, perché nella nostra classe dirigente, sapendo benissimo qual era l'età impensionabile dei medici, non ha detto facciamo una politica per arrivare quando centinaia se ne vanno in pensione, perché in quella fascia di età ne abbiamo avuti tantissimi negli anni, creiamo il rimpiazzo. No, abbiamo fatto una politica del risparmio. Perché è meglio non avere un medico dipendente, è meglio avere un medico pagato dalla cooperativa, costa meno al sistema. Della qualità non me ne frego niente, con tutto il rispetto dei colleghi che sono nelle cooperative. Capito? Questa è la verità. Cioè, vedrò l'ucraino che dirà "How are you?" al nonnetto veneto, e il nonnetto veneto risponderà "Caia sarà ti", nel senso che avaro sei tu e caia te sarà la risposta. Insomma, scusatemi, però veramente, guarda che sono cose semplici, ma forse sono io fuori dal tempo. Secondo me, se appena mettessimo un po' di persone di buona volontà, anche quelli che sono qui, faremo sicuramente meglio dei fenomeni che abbiamo a Roma.
Ecco, qui ovviamente ci sono buone possibilità che questo possa avvenire sicuramente. Leggiamo un messaggio, diciamo, del nostro amico Facebook, vediamo Stefania. Sì, il signor Salvatore scrive: la responsabilità è anche di diversi milioni di cittadini italiani che non hanno attivato i neuroni e il pensiero razionale. Ecco, ho sentito, dottor Sceusa, in effetti la colpa è nostra, dice il nostro amico da casa. Beh sì, principalmente, o comunque in maniera concomitante, anche nostra, quantomeno nella fase successiva a quella prima, alla primissima, quella dominata dalla novità, dalla sorpresa, dalla paura. Ripeto, insomma, ora di svegliarsi, insomma, è già, diciamo che non è mai troppo tardi forse, ecco, per cominciare a puntare la propria attenzione sulle contraddizioni, su quelle che la logica non riesce a spiegare, perché non è nella logica che vanno cercate le motivazioni di quelle contraddizioni, ma è nell'interesse appunto a pilotare sia la società nel suo insieme che i singoli attraverso innesti appunto giuridici, normativi, attraverso una manipolazione informativa evidentissima, si vuole appunto ottenere questo tipo di effetto. E questo tipo di effetto va a segno per la stragrande maggioranza delle persone, per i motivi che abbiamo appena detto, cioè quelle del condizionamento, della pigrizia, della comodità di ricevere insomma quel tipo di pappa televisiva, essenzialmente televisiva, quantomeno a livello nazionale, che ci viene somministrata, e soprattutto nella comodità a diciamo assecondare la pigrizia che fa sì che attraverso i meccanismi di delega totale, assoluta, che si sono già ricordati poco fa, attraverso il leaderismo cosiddetto, per cui non si deve fare altro che insomma esprimere magari con una crocetta una volta all'anno, sì, tante volte anche all'anno, dato il rapido succedersi delle elezioni finché sono state rapide. Adesso sembra che a votare non ci si consenta più, e quindi attraverso comunque quella crocetta che una volta ogni tot si dà, si indica una preferenza di voto, dopodiché ci si disinteressa e si va avanti insomma a nani ballerine. Dopodiché la televisione fa il resto e i motivi di aggregazione non ci sono più. Personalmente, per combattere questo tipo di meccanismo, che è un meccanismo distorsivo, che è il meccanismo che poi ci fa consentire alla realtà distopica che viviamo adesso, se non proprio ai preliminari bellici a cui stiamo assistendo, io nel mio piccolo ho pensato a una reazione di tipo del tutto diverso, cioè metterci i piedi e anziché parlare e pensare solamente, agire attraverso un manifestare itinerante che è la Marcia delle Libertà, che oramai è un fenomeno conosciuto in tutta Italia, da dove più, da dove meno, comunque praticato da molti, da moltissimi. Per sapere che cos'è, per chi già non la conoscesse, basta andare appunto su questo canale Telegram. Io non ho WhatsApp e per protesta mi ci sono cancellato, come mi sono cancellato per protesta su Facebook, protesta contro la loro censura, e allora lì mi esprimo su Telegram, su questo canale che si chiama come me, Paolo Sceusa, Marcia delle Libertà e per la Pace, dove appunto ho lanciato e spiego che cosa sono queste marce della libertà, ormai nemmeno più una sola, quella originaria che ho fatto partire con i miei piedi e che ho accompagnato per 700 chilometri a piedi da Venezia a Assisi, e che adesso sta proliferando, si sta ramificando, e quindi partono da dovunque per dovunque, in gruppi più o meno numerosi, per marce più o meno lunghe, per veicolare una protesta pacifica, pubblica, continuata, ininterrotta, di persone che si fanno vedere colorate di giallo e di arancione per far risaltare la loro assoluta contrarietà a ogni forma di condizionamento alle libertà praticate e agite, quindi vivendo senza Green Pass e perfino senza denaro, perché si incontra la solidarietà, ecco di nuovo la parola magica, di chi magari non potendo marciare per motivi qualsiasi, ospita e apre casa sua a degli sconosciuti, e quindi dandogli vitto, alloggio, pernottamento per il tempo che serve, e quindi non ci sono scuse. Tanta gente dice io sono sospeso, non ho soldi per andare in giro, marciare eccetera. Bene, non servono.
la marcia raccoglie anche piccole sovvenzioni, raccoglie piccole donazioni proprio per strada, e la solidarietà delle persone che appunto rendono possibile la marcia prendo casa loro, e perfino anche tanti esercenti di strutture di tipo di accoglienza, non so, B&B, anche alberghi aprono i loro battenti decidendo loro sponte, quindi spontaneamente, di trasgredire e quindi di aprire diciamo seguiamo questa iniziativa a un'idea di nuovo mondo, ecco. Bene, infatti adesso volevo sentire prima Rocchesso, poi Puzzer. Questo ragazzo che ci ha mandato un messaggio privato, Fabio da Torino, dice: volevo chiedere agli ospiti in studio, dal punto di vista politico, cosa possiamo fare per ribaltare, lui la chiama, questa dittatura di fatto. Quindi in effetti è una domanda che è semplice, ma che si pongono tutti. Noi siamo liberi nella misura in cui c'è qualcuno che ci dice le cose che si possono fare e non si possono fare. Questo si chiama democrazia, alcuni lui l'ha chiamata dittatura, però di fatto è un momento in cui siamo abbastanza un po' con le mani legate, il condizionamento mediatico, il bombardamento mediatico, quindi cosa fare? Votare 5 Stelle e Lega, ovviamente, no? Le forze del cambiamento avevano le possibilità di poter fare tutto, e invece si sono ritrovati con una dittatura in Italia. Lo spieghiamo a casa che è una battuta, perché sennò magari sì, ovviamente era battuta. Qualcuno pensa che si dà per buono se ricomincia. Però sai, è un italiano, gli chiedi, e quindi bisogna andare ancora a votare dopo una, non voglio nominarla, ma dopo una cosa così. Ovviamente no, è difficile poter pensare di poter ancora cambiare con quella X. Io non so neanche come Zaia abbia fatto prendere il 75%, sinceramente. Probabilmente è stato bravo, è stato molto bravo a comunicare. Poi abbiamo visto come bravo è stato a cambiare marcia anche. E quindi la politica probabilmente non si fa in Parlamento. Io non so se avete mai assistito a una seduta in Parlamento, io sì. E vi assicuro che quando c'è la persona che parla, tutti gli altri si fanno gli affari loro. Quindi probabilmente non è proprio che sia proprio quello il posto più indicato a fare politica. Dov'è che si fa politica? Perché si fa in famiglia. Politica si fa per strada, si fa nelle piazze, e purtroppo se noi dobbiamo pensare di delegare ancora a qualche leader questo cambiamento, vuol dire che non abbiamo capito assolutamente niente. Nei cinema ci fanno vedere questi grandi film di supereroi, bisogna capire che i supereroi siamo noi, ognuno di noi è un eroe, chi ha deciso di dire no al Green Pass, chi ha perso il lavoro, chi è andato contro amici, familiari, siamo degli eroi noi. Ecco, senti, a proposito di questo, Stefano Puzzer, c'è un discorso importante da fare, che la gente, le ultime amministrative, non è andata a votare, c'è stato un po' di disaffezione. Ecco, le persone a casa non hanno ancora capito che se non vai a votare non è protesta quella, ma è semplicemente dare gioco, dare forza al potere, perché alla fine se dai la possibilità, se sfianchi i cittadini, alla fine non vai a votare, alla fine non fai altro che il potere rimane fine a se stesso, si autoalimenta. Quindi come fare anche, visto che comunque ci sono delle amministrative molto importanti, mi pare 23 capoluoghi di provincia in tutta Italia, adesso a maggio-giugno, quindi però come fare a spiegare alle persone a casa che il potere del voto di quella crocetta, che è un semplice gesto, però. E poi sentiamo un commento che su Facebook Stefania ne ha trovato uno interessante. Io spero di poter andare a votare un movimento che si crei come si sta creando adesso in Austria. In questo periodo difficile si sono uniti tutti i gruppi, io non parlo, come diceva anche Riccardo giustamente, qui non bisogna parlare di leader, bisogna parlare di gruppi, di persone, delle piazze che hanno lottato contro questa dittatura. Io spero che riesca a nascere qui da noi una cosa come è nata in Austria. In Austria sono riusciti a ribaltare, tra virgolette, la dittatura che era lì, e hanno creato un movimento che è arrivato, mi sembra, quasi anche al 30%. Dopodiché, sul tuo ragionamento, ho avuto la fortuna di stare un'ora e mezza fa a parlare con il professor Seusa, e credo che sia giusto che ci spieghi lui il ragionamento che ha fatto, perché a me ha un po' aperto gli occhi, veramente molto interessante. E chiedo proprio al professor Seusa di spiegarlo a tutti, perché secondo me non sarebbe una cosa sbagliata. Ce lo spieghi, professore, allora?
Sì, in estrema sintesi però, nel senso che, allora, riagganciandomi a quello che lei ha detto poco fa, no? Alla fine sembra non essere una soluzione quella di andare a mettere sta famosa crocetta, quindi il voto, perché poi, pochi o tanti che siano quelli che votano, il governo lo si fa con i voti che ci sono. Bene, sì, questo è vero, ma entro un certo limite, cioè c'è, diciamo, una soglia oltre la quale l'astensione, che non è la scheda bianca o la scheda nulla, è l'astensione dal voto, cioè il non andare a votare, inizia a diventare molto significativa come messaggio politico. Inizia a rappresentare in modo plastico la disaffezione per sfiducia che il cittadino ha quantomeno sui contendenti che si suddividono e che si contendono la platea elettorale. Immaginiamo che, e l'abbiamo visto a livelli mai fino adesso raggiunti alle ultime amministrative, laddove si sono tenute, qual è stato il livello di astensione raggiunta? Quasi sempre, o comunque in moltissimi luoghi, superiore al 50%. Ora immaginiamo che a causa della situazione attuale, a livello di votazioni politiche, quindi generali, questo astensionismo dovesse superare ed eccedere molto di più del 50% la percentuale appunto dei non votanti, degli astenuti per disgusto, dico io. Immaginiamo che questa platea raggiunga il 70%, non è tanto sorprendente immaginarlo. Volendo adesso enfatizzare e ancora di più supporre, e tanto più si dovesse allontanare la data delle elezioni rispetto alla scadenza naturale del marzo 2023, è una ragione che non voglio neanche nominare, insomma, c'è in Costituzione scritta per ritardare ancora quella data, Dio non voglia che si verifichi, perché sarebbe la dichiarazione dello stato di guerra. Dichiarazione dello stato di guerra che può essere propiziata attraverso qualunque metodo lecito o illecito, attraverso chi muove pedine occulte. A quel punto l'astensione, allora di fronte a questa prospettiva potrebbe raggiungere anche l'80%, e quindi del 20% dei votanti chi è che otterrebbe il governo? Quelli che otterrebbero il 10% più un voto dei votanti. Ora questi lorsignori con 6 milioni, 8 milioni di voti pretenderebbero di governare gli altri 52 milioni? Questa è la domanda che io pongo a me stesso, pongo a tutti. Dice sì, potrebbero dire, perché no, potrebbero farlo. Attenzione, lì siamo oltre la soglia critica di consenso e di appoggio popolare di una nazione rispetto a un governo di 4 scalmanati, che non potrebbero più fare tanto gli scalmanati, perché si esporrebbero a una reazione di qualunque tipo, sicuramente forte, fortissima, e sicuramente di dissenso praticato e attivo che non so immaginare, perché la fantasia degli italiani ritengo che sia al di là della prevedibilità dei loro sgovernanti. Ritengo che un governo di quel genere però non sopravviverebbe per molti mesi, e a quel punto si aprirebbero le porte, io spererei, a una nuova fase costituente. Perché immagino questo? Ma perché la Costituzione che c'è oggi, così come è disegnata oggi, quantomeno in alcune parti, costituisce il presupposto della lentezza e della assenza di reazione degli anticorpi ordinamentali e giuridici al disastro, al deserto dei diritti che ci sta ingoiando. Tutto qua. Bene, vediamo una telefonata da casa. Pronto, chi parla? Pronto? Sì, buonasera. Sì, chi parla? Buonasera, sono Patrizia di Padova. Sì, prego. Niente, volevo rifarmi a quello che aveva detto il dottor Szumski, che abbiamo dei fenomeni al governo. Infatti vorrei chiedere a questi governanti, cioè se sono proprio disconnessi dalla realtà, visto che mandano armi e poi vogliono togliere i medici, visto che in un conflitto penso che ci sia bisogno di medici anche là, insomma, ecco. Grazie. Dottor Szumski vuole rispondere. Diciamo che è abbastanza strano che ci siano medici che fuggono
una zona di guerra, anche perché secondo me in Ucraina i maschi dovrebbero essere tutti invece precettati in prima linea, e lo stesso i sanitari. E da che notizie che ho, insomma, via Teresa, abbiamo tutti da qualche parte badanti ucraine e quindi famiglie che ci dicono quello che succede realmente nelle zone di provenienza loro. Che il governo abbia pensato a questa genialata, non lo so, quanto praticabile per questioni, cioè, voglio ben vedere un ucraino che viene a fare il medico di famiglia nelle nostre parti, come da qualsiasi parte d'Italia, se non sa già la lingua, ecco, se arriva sul piano del diritto è una cosa incredibile, ma già lo stesso qua in Italia, cioè il fatto della sospensione / radiazione, nel momento in cui sei senza medici, e adesso che si ammalano anche, perché poi c'è anche il problema che anche con i colleghi che hanno scelto scientemente o meno di vaccinarsi, poi si sono ammalati, per cui i reparti vengono chiusi. Tu avresti bisogno dei tuoi, quantomeno per me, perché conoscono il sistema, sanno come si lavora, invece insisti a lasciarli a casa, le sospensioni continuano a fioccare. Se pensate che abbiamo un abuso che non ha nulla di scientifico, perché gli ordini professionali vogliono che chi si è ammalato, parlo per gli infermieri, dopo 120 giorni, dopo 90 giorni si faccia la dose di richiamo. Su quale presupposto scientifico perché uno che ha una malattia naturale ha sicuramente miglior copertura rispetto alla vaccinazione, perché ha messo in moto tutte le capacità reattive di memoria del suo sistema immunitario. Abbiamo scelto, non si sa in base a quale scienza, e quindi solo per motivo di dimostrare chi comanda in maniera dittatoriale, che questi, per poter essere reintegrati, devono farsi la vaccinazione. Non ci sono parole, ma dovete svegliarvi a casa. Scusate se mi rivolgo accortamente su questo, dovete svegliarvi, perché vi capita, siete voi che venite a dirmi che vi siete vaccinati, che insomma non proprio ben come prima non state dal punto di vista generale, e magari vi anche acciappare il Covid, per fortuna, senza andare in ospedale. Ultimamente non va più nessuno in ospedale, sappiatelo, tranne purtroppo persone anziane, quindi che hanno già problemi, sarebbero andate prima per altri motivi. Però quello che viene dato dalla stampa igienica, permettetemi, è prezzolata, perché non so, prima è stato detto, ma io dico le cose come stanno, perché basta andare a vedere, cioè i giornali, le nostre TV non starebbero in piedi, siccome che li paga il governo, fanno così. Se pensate che è stato introdotto che tu non puoi fare il medico se non sei vaccinato per il Covid, ma cosa c'entra? Dovrò saper fare il medico prima che dimostrare la fedeltà assoluta a una cosa che scientificamente è lungi da dimostrare di essere la panacea. Cioè veramente dobbiamo svegliarci tutti, le coscienze di ognuno di noi, mi metto io in prima linea, perché solamente dovete svegliarvi voi, così non avrete più bisogno del leader, perché quando c'è il leader, ne avete passati un pochi, vi hanno tutti fregato, no? Perché prima hanno fatto quelli che dovevano cambiare il mondo e poi hanno dimostrato i primi che pensano agli affari loro e di voi, italiani, non italiani, veneti, pugliesi, cioè, non gliene frega assolutamente niente. Ecco, sentiamo questo messaggio, leggiamolo Stefano, questo messaggio molto interessante, in effetti è un argomento che è apparso oggi o ieri. Signor Massimiliano scrive: volevo chiedere agli ospiti cosa ne pensano della nuova nomina di Draghi ad un nuovo generale al posto di Figliuolo nella gestione vaccinale, al momento soltanto sospesa. Ecco, sentiamo prima la Puzzi e poi Roberto. Fa parte delle assurdità che stiamo vivendo ormai da 2 anni. Basti pensare all'assurdo, la cosa secondo me proprio la vergogna è che ci hanno privato della libertà per una questione sanitaria e adesso stanno facendo il contrario, no? Per assurdo, mandano i non vaccinati, come prima erano gli untori, come noi triestini, quindi ci privano della salute per una questione di libertà loro, e quindi è una continua presa in giro di tutti, no? Queste cose qui dovrebbero vedere le persone. Parliamo di esportare democrazia e vediamo cosa sta succedendo alle persone qui in Italia. Vengono private del lavoro, la nostra Costituzione non ha più un senso, e vediamo persone a casa che non hanno più un pezzo di pane da mangiare, non riescono a pagare le bollette, e poi esportiamo democrazia, ci preoccupiamo degli altri. Io non sono campanilista, non sono razzista, non lo sono mai stato,
Però io dico che gli italiani, come diceva anche il dottor Szumski, devono aprire gli occhi e rendersi conto di dove stiamo andando. Roberto, tua esperienza politica, che valutazione vuoi dare? Beh, allora, guarda, parto da questa platea. Diciamo che tra la gente come noi, mi piace anche lo slogan, sicuramente ci sono due elementi che ci uniscono tutti indistintamente. Ovvero sia il fatto che siamo certi che il Green Pass sia una misura coercitiva, non certo sanitaria, e siamo certi che a livello mediatico siamo subissati da cazzate clamorose che vengono sparate per rimbambire la gente. Su altri argomenti possiamo avere idee differenti. Ad esempio, sotto l'aspetto politico, per quanto sia d'accordo in linea concettuale con ciò che ha detto Scieusa, io guardo anche degli altri numeri e ipotizzo che la gente vada a votare. Perché? Perché comunque la massa, dal mio punto di vista, la massa che sia tanto o poca, comunque più del 20% sicuramente, andrà a votare. E allora qui faccio dei numeri. Allora, ci sono circa 8 milioni di persone non sierate. Ricordiamo che siamo in 60 milioni in Italia. Dopodiché ci sono almeno 20-25 milioni di persone, se non di più, che si sono sierate perché altrimenti non avevano alternative a livello economico. Cioè, se non mi faccio sta puntura, non porto a casa la minestra. È un ragionamento che hanno fatto tanti. Ci sono tantissimi ragazzi che hanno fatto il siero con superficialità, ma non con coscienza e non con convinzione, e sono tantissimi. Di tutta questa gente qua, tra i non sierati e quelli che l'hanno fatto contro voglia, c'è, statisticamente parlando, una nutrita fascia che è over 50, che poi sono quelli che hanno avuto anche l'obbligo vaccinale, che sono ancora più incazzati di quelli già incazzati di base. Allora, se facciamo la somma dei non sierati, di quelli arrabbiati perché sono dovuti sierare, di quelli sierati che hanno avuto reazioni avverse e hanno pensato che forse c'era qualcosa che non andava, io credo che il numero di persone globalmente sia già di per sé una maggioranza. Quindi quelli che oggi sono la minoranza reiettata nell'angolo dei non sierati, potenzialmente in realtà a livello concettuale sono la maggioranza di coloro i quali sono incazzati a livello generale. Ora, avendo già vissuto esperienze politiche dove si è provato ad unire forze diverse e non essendoci riusciti, perché l'Italia è il famoso paese dei 100 campanili e ogni campanile è più alto, più bello, più grosso e suona meglio, ci sono anche altre alternative per cercare di capire se c'è la possibilità di poter trovare delle sinergie comunicative che possono aiutare ad un percorso comune. Nel momento in cui si vanno a estrapolare tra tutti i movimenti, i gruppi, come diceva anche poi Stefano, si vanno a estrapolare da questi movimenti, o meglio, si vanno a individuare da questi movimenti gli elementi comuni e ci si basa su questi, che comunque sono preponderanti e sono l'essenza stessa della contraddizione nei termini rispetto a quello che è l'essere stato oggi, già c'è la possibilità di trovare la forza per poter avere una rappresentanza molto importante. Al mio modesto avviso ritengo che accedere al, bruttissima parola, ma realistica, al potere sia essenziale per poter o esercitare il potere o cercare di condizionare il potere stesso, sempre che ci sia la capacità di poter arrivare ad una sintesi. Oggi in Italia ci sono 3, 4, 5 movimenti, chiamiamoli pseudopolitici, che hanno già dato il loro là per dire noi ci presenteremo, faremo, brigheremo, chi in un modo più diretto, chi in modo meno diretto. Poi però bisogna scontrarsi con la realtà oggettiva della politica e dell'esercizio della politica, che per quanto sia brutta, cattiva, antipatica, ha delle regole e bisogna rispettarle. O meglio, siamo costretti a rispettarle. Sì. Allora, uno degli elementi essenziali, fondamentali per poter fare politica a livello nazionale e quindi presentarsi alle elezioni è avere l'accesso a potersi presentare. Per poterlo fare bisogna raccogliere le firme. Quindi bisogna già iniziare a pensare a questo elemento. Tanti piccoli movimenti che oggi
dicono di poter rappresentare un numero elevato di voti, in realtà devono passare questo ostacolo non da poco. Quindi cerchiamo di individuare i punti tra tutti di riferimento importanti che ci permettono di poter collaborare, ok? E poi iniziamo anche a ragionare di politica. Però permettimi un'ultima parola e vorrei parlare anche di cose positive, ma positive non in senso Covid. Ora, faccio un esempio con Stefano Puzza, perché lui non lo dice perché è timido su sta roba qua e invece dovrebbe dirlo. Stefano, ad esempio, è fautore di un'associazione che si chiama Gente Come Noi, che è un'associazione che sta realmente aiutando le persone a sbarcare il lunario. Cioè un'associazione che nei casi conclamati dove c'è la possibilità di poter aiutare, eccetera, eccetera, vengono dati buoni spesa. Ed è una cosa importante da dire, perché tante volte si parla, ma è difficile fare. C'è chi fa. Noi, come Soccorso Veneto, invece, siamo un'associazione che sta aiutando le persone sotto l'aspetto legale, dove la prestazione dei legali che ci stanno aiutando è a titolo gratuito, ok? Per tutelare coloro i quali hanno preso sanzioni, oppure, come diceva prima un intervento di prima, che se qualcuno ha perso il lavoro, eccetera, eccetera, ci sono degli elementi fondamentali, ovvero sia la legge italiana è lenta. E in questo caso è una fortuna, perché ci permetterà di poter contestare la costituzionalità di quelle che sono le sanzioni, per poi arrivare un giorno a trovare i magistrati, che già ce ne sono, che stanno venendo dalla nostra parte. Ecco, interessante questo aspetto, perché per esempio gli ultimi sondaggi, anche le domande che sono arrivate nel frattempo mentre te parlavi, Roberto, era proprio questo: che scelta fare nell'arco politico. Però evidentemente quello che ha detto Roberto è evidente, cercare di creare una nuova entità, una nuova struttura che possa raccogliere questo dissenso nei confronti dell'attuale governo, perché il rischio che possa essere clonato anche nelle prossime elezioni la stessa struttura politica c'è, quindi bisogna muoversi, in effetti accelerare, sono d'accordo con te Roberto, questa strategia e dare dei riferimenti ai cittadini, perché ricordiamoci che c'è il 40% dai sondaggi, questo è un dato oggettivo, 40% di persone che non hanno espresso preferenze, dicono che sono indecisi, quindi queste persone magari possono trovare un riferimento con le cose nuove che stanno accadendo. Bene, ovviamente il tempo è tiranno, siamo all'ultimo minuto. Ringrazio, mi scuso con quelli che non sono riusciti a telefonare, a passare la linea, però sono state veramente tantissime le telefonate. Ringrazio gli amici da Facebook e YouTube che ci hanno seguito da tutta Italia. Ringrazio qui in studio il dottor Riccardo Zumski, medico, sindaco, neopensionato, però mi sembra di capire che vuole continuare la prima linea. Finché a Meona funziona, cercherò di aiutare. Stiamo ben così. A essere utile per i suoi concittadini e per le persone che la pensano come lui. Stefano Puzza, l'associazione della Gente Come Noi, dalla prima linea, così passano in termini di Trieste, ad aiutare invece le persone bisognose che hanno perso lavoro per colpa del Green Pass. Riccardo Rocchesso, presidente 100 giorni da Leoni, quindi una struttura che mi sembra di capire vuole dare sostegno alle persone che la pensano diversamente. Mi piace moltissimo, anche perché una volta camminavo anch'io tanto, dottor Paolo Sceusa, la marcia per la libertà in tutta Italia, il sostegno e anche questa fratellanza c'è, come dice il dottor Sceusa è evidente, c'è da parte di tutti la volontà di dare una mano. Roberto Girmo, Associazione Soccorso Veneto, supporto giuridico, acceleriamo la creazione di questi, condividiamo, facciamo vedere che siamo più bravi di tutti, creiamo questo gruppo, anche perché così facendo veramente la maniera giusta di contrapporre le persone, la politica. Ricordatevi, come ha detto anche Zumski all'inizio, la politica ci vuole divisi, uno contro l'altro, stessa famiglia addirittura, ecco salutiamo anche Stefania, eccola qui in primo piano, lo Stato ci vuole divisi, i romani, vi ricordate cosa dicevano? Dividi et impera, divisi noi siamo più vulnerabili, invece bisogna trovare l'unità, perché sotto certi aspetti sono convinti che la pensiamo tutti alla stessa maniera, bisogna solo avere il coraggio di esprimere questo sentimento. Vi aspetto mercoledì prossimo. Buona serata. Grazie.